Può partire la prova riservata ai gentleman, una bella CD. Sono in 10 al via, un vero HBD Vassallo, una Magia B, Velina Vald, Sing Alleluia, Primavera AS, in seconda linea Vaclav Lux, Voltaggio, Rogero P, Sandro. Favori per una Magia B netti, numero 3, Filippo Monti in sediolo, macchina che comincia ad accelerare. E stacca in questo momento con una Magia B veloce su Velina Vald, che si accoda subito. All'esterno rimane invece Primavera AS, che si trascina Rogero P. Terza posizione lungo la corda per Vassallo, che ha superato un vero HBD, più indietro Vaclav Lux. Intanto i 200 in 15,2 per una Magia B, che controlla la situazione. All'esterno c'è Primavera AS, alla corda Velina Vald. Intanto il quarto iniziale se ne va in 32, con leader la favorita una Magia B, all'esterno Primavera AS. Lungo la corda rimane Velina Vald davanti a Vassallo, mentre per corsie esterne è anche Rogero P che precede Voltaggio e Sandro. Sing Alleluia in coda, insieme a Vaclav Lux che è alla corda. 45,9 per i 600, fin qui tranquillamente al comando una Magia B, all'esterno Primavera senza spingere, alla corda Velina Vald, poi Rogero P, Vassallo, un vero HBD e gli altri. 1,1,7 il passaggio agli 800. Continua a guidare senza problemi una Magia B, all'esterno è sempre Primavera S, ora la mossa in terza ruota di Voltaggio. Quando siamo al chilometro in 1,18. 500 alla conclusione, Voltaggio viene in terza ruota, viene però anticipato prontamente da Rogero P, che si porta a sua volta su Velina Vald, che segue sempre la battistrada a una Magia B. Tanto guadagna lungo la corda anche Vassallo, mentre ha spostato all'esterno un vero HBD. Completamento della curva finale, in quinta ruota scatta invece Sing Alleluia. Una Magia B in vantaggio, inseguito da Velina Vald, poi Rogero P, ancora Vassallo e quindi Sandro. Finale con una Magia B che vince bene. Secondo posto per Velina Vald, al terzo Vassallo. 1,15,1 e 28,5 a chiudere per una Magia B, Filippo Monti in sediolo, che al comando gradua per oltre 1 chilometro ma chiude in 28,5. Nulla da fare per gli avversari, al secondo rimane l'appostata Velina Vald, che lascia al terzo l'altrettanto appostato Vassallo. Quindi come si erano messi al via 3-4-2, così sono arrivati sul traguardo, con Filippo Monti che mette a segno quindi una vittoria da favorito con l'allieva di Edwin Lagas, Scuderia Biesuzzi, quota di 1,41 al totalizzatore.